per depurare l'acqua, soprattutto nella nostra zona, a Siracusa, dove abbiamo un'acqua molto dura, piena di calcio e via dicendo. Sicuramente c'è una tecnica, c'è un conteggio, ma io vi devo far vedere anche che possibilmente riesco a fare tutto ciò senza bisogno di fare un conteggio, perché in realtà io al momento sto parlando con voi e quindi non sto contando. Il risultato di queste 3 dosi dovrebbe essere uguale, o comunque per noi la dose giusta sarebbe sulla linea dritta, continua, e abbiamo 2 margini d'errore, per eccesso e per difetto. Delle tecniche dove magari versiamo con più prodotti contemporaneamente. Ma ci sono quasi, ormai si gira, quando si gira il cliente non c'è più, che è morto di sete. Questa è un po' quella scena del... E il prodotto è sempre nel tin. Magari è una gemmezza paccata. Una bella shakerata vigorosa. La nostra coppa è già fredda e quindi veniamo l'acqua in eccesso e andiamo a filtrare il tutto, che sarebbe la nostra spuma. Qua dentro c'è un drink preparato in spuma, fatto con rum scuro, del ginger ale e uno sciroppo fatto con mandarini e noce moscata. Tutto fatto bagnato del servizio, e magari dare un gioco, perché il cliente potrebbe assaggiare la spuma come potrebbe anche mangiare la gelatina. La gelatina è fatta da Campari, succo di pompelmo.